Buon pomeriggio, torniamo in onda con Sicilia 24 Focus, come accade tutti i giorni da lunedì a venerdì. Oggi ci occupiamo di superbonus, torniamo a parlarne proprio nei giorni in cui di superbonus si parla, da una parte come il mal di pancia del ministro Giorgetti e dall'altra naturalmente bisogna fare i conti con crediti incagliati, preoccupazione delle famiglie che temono per lavori iniziati e non terminati o che non termineranno in tempo, ma naturalmente anche con la grande preoccupazione del settore, dei costruttori e perché no anche con ipotesi di soluzioni per i crediti incagliati. Parleremo di tutto questo insieme ai miei graditissimi ospiti. Saluto in studio l'ingegnere Biagio Bisignani, che è direttore dell'ufficio urbanistica e gestione del territorio del Comune di Catania. Buon pomeriggio, Buon pomeriggio. Ingegnere. In collegamento in rosso lo vedo e poi passiamo anche a salutare l'altro ospite, c'è Antonio De Luca, capogruppo all'ARS del Movimento 5 Stelle. Buon pomeriggio De Luca. Buon pomeriggio a voi. E poi l'abbiamo citati appunto i costruttori, dunque ANCE. In collegamento con noi c'è Salvo Messina, vicepresidente di ANCE Catania. Buon pomeriggio ingegnere. Buon pomeriggio a lei, ai suoi ospiti e ai telespettatori. Allora, partiamo dal mal di pancia, De Luca, che dice? Partiamo dal mal di pancia di Giorgetti, che è una frase ad effetto piuttosto ricorrente per dire che questa misura continua a dare fastidio ai conti pubblici. Una breve replica e poi apriamo l'argomento soltanto sulla Sicilia. Ma probabilmente prova fastidio perché quella del 110% è una norma che ha realmente risollevato le sorti dell'edilizia e non gli consente in questo momento di probabilmente gestire una parte dei conti come vorrebbe. Il tema qual è? Che da una vita in Italia si parlava di restituire slancio a un comparto fondamentale, qual è quello dell'edilizia. Da una vita si parlava di mettere mani al patrimonio immobiliare esistente per renderlo sicuro, perché siamo una nazione, in Sicilia in particolare una regione con gravi problematiche di siccità di natura idrogeologica e anche soggetti a sisma, e con 110 noi l'abbiamo fatto e poi spiegabilmente è stato discusso. Ricordo a me stesso che grazie al 110% l'Italia nel post-Covid ha avuto un aumento di 6-7 punti percentuali di prodotto interno lordo, una cosa che non si vedeva probabilmente dopo guerra. Allora, io però dico sempre una cosa, no? Che lei ha parlato quindi della crescita del PIL e di conseguenza parliamo di numeri. Se c'è una cosa contro la quale non ci si può opporre sono i numeri, perché i numeri sono quelli. Allora, o lo sono o non lo sono. Diventa quindi soltanto una disputa politica? Cioè, come si fa a dire che c'è una crescita e dire esattamente il contrario basandosi sugli stessi numeri? Mi dica questo e poi voglio un'opinione degli ospiti. O mente sapendo di mentire o non sa leggere, non si scappa. E la risposta è netta. Ingegnere Bisignani, è una crescita o non lo è? Ma in realtà, voglio dire, da quando è partita la misura la crescita c'è stata ed è stata evidente, anche perché un elemento che diventa prova è certamente la difficoltà degli uffici pubblici, la difficoltà di tutti gli uffici relativi all'urbanistica e all'edilizia, quantomeno sulla città di Catania è così. Quindi io ritengo che l'aumento sotto il profilo tecnico-pratico in realtà c'è stato, cioè noi abbiamo avuto una crescita di cantieri veramente tangibile. Noi abbiamo in questo momento circa 813 cantieri in atto alla città di Catania soltanto con le misure, chiamiamole così, del superbonus. Allora, noi entreremo proprio nel dettaglio anche della città di Catania fra poco, però volevo sentire subito l'ingegnere Messina, no, che rappresenta appunto l'Associazione Nazionale dei Costruttori. Messina, è così? Puntiamo sul discorso crescita. È una crescita? Guardi, i dati sono questi e sono incontrovertibili. Possiamo ragionare su tante cose, possiamo ragionare su limiti, criticità, sicuramente strumenti da implementare nei controlli per esempio, ma le do un dato su tutti: in poco più di 2 anni più di 67.000 condomini hanno migliorato sensibilmente i propri livelli di efficienza energetica.
Metto sullo sfondo una questione che poi, se vuole, trattiamo. Entro il 2033, cioè tra poco più di 10 anni, per una direttiva europea noi dovremmo migliorare le prestazioni energetiche dei nostri immobili, il nostro patrimonio immobiliare, che ricordiamo tutti essere vetusto e assolutamente energivoro. Quindi lo strumento legato alla leva fiscale in un paese fatto di proprietari di abitazioni è fondamentale. Non lo vogliamo chiamare più super bonus, se questa cosa crea mal di pancia, chiamiamolo azione green, chiamiamola come preferiscono gli esperti di comunicazione, di marketing politico, ma è chiaro che senza la leva economica, ed è questo su cui insiste l'associazione di cui faccio parte, cioè ANCE, purtroppo resteremo indietro da tutti i punti di vista, anche, lo dico, per un territorio fragile sismicamente come il nostro, anche nel recupero appunto della sicurezza degli edifici in chiave antisismica. Ricordo le parole dell'attuale ministro Musumeci, proprio legato al nostro territorio, al pericolo sismico, alla necessità, no, di mettere in sicurezza proprio dal punto di vista sismico la nostra regione, che è ad altissimo rischio. Ma in effetti Messina ha anticipato un po' quello che voleva essere anche un po' un lancio prima di entrare su Catania e sulla Sicilia, che è legato appunto a queste direttive europee. In questo caso chiamo nuovamente in causa De Luca, direttive europee che, ricordiamolo, ovviamente non sono obblighi, ma certamente le direttive hanno un peso, no? Significa comunque un paese che vuole o non vuole andare in linea con le direttive dell'Europa. In questo caso sono direttive per il bene ovviamente della collettività, ricordiamolo. Ma a parte le direttive europee, spesso l'Italia e la Sicilia si sono rese adempienti con anche gravi costi economici oltre che sociali. Ma io vorrei fare proprio un passo indietro, è una questione di responsabilità politica. Cioè, è vero, non c'è dubbio che il 110% ha un costo oggi per lo Stato, ma nel medio e nel lungo periodo, se il compito di uno Stato è mettere in sicurezza il proprio territorio, mettere in sicurezza i propri cittadini e dare lavoro, creare contribuzione, emersione del lavoro nero, fatturazione, circolazione della moneta, sono, dico, gli obiettivi normali di uno Stato, a meno che non è uno Stato africano, dico, è uno Stato europeo, sono questi gli obiettivi. È normale che tutto può avere un costo nell'immediato, poi tu valuti i benefici e le negatività. È evidente che in questo caso le negatività sono microscopiche rispetto ai benefici. Ecco, la blocco solo, mi scusi un attimo, la blocco solo un attimo, perché tra le negatività, De Luca, mi ascolti solo un attimo, perché la vedo con l'audio che non va benissimo, quindi vediamo un attimo di ottimizzare con il nostro collegamento. Però ecco, il discorso era sulle negatività che vengono, tra le negatività vengono messe dentro anche le cosiddette truffe, no? Che sono state portate avanti, e di queste ne viene fatta una percentuale che una parte dice è quella, l'altra parte dice minima. Possiamo entrare nel merito di queste truffe, che poi, apro e chiudo parentesi, la truffa è un po', no? Cioè, come dire, il fil rouge delle iniziative in Italia. Là interviene chiaramente la Guardia di Finanza, intervengono gli inquirenti, è un settore, no, verso il quale poi ci si dirige in modo diverso, è così. Guardi, io le dico solo due cose su questo tema. Allora togliamo l'invalidità civile perché ci sono i falsi ciechi. Cioè, mi sembra un assurdo. No, volevo appunto arrivare lì, cioè il discorso truffa poi è competenza di qualcun altro, no? Se io ho pure un 3% di truffe all'interno di una misura che mi spinge di 7 punti percentuali il prodotto interno lordo di una nazione, cioè, ma ci rendiamo conto che il governo Meloni
economicamente parlando sta facendo più danni del Covid. Ma possiamo porre qualche rimedio? Perché adesso, al di là del discorso politico, noi ci rivolgiamo alla gente e la preoccupazione della gente, lo dico perché già cominciano ad arrivare dei messaggi al nostro 342 745505, è intanto legata al denaro, cioè a quello che temono di dover mettere qualora questi lavori non arrivassero ad essere completati. Parliamo ovviamente di lavori cominciati, con CILAS presentate entro, cos'era, novembre, ingegnere, 25 scadenza 25 novembre dell'anno scorso, lavori che per problematiche proprio dei crediti incagliati non sono andati avanti come dovevano, e se finisce il tempo limite, e poi parleremo anche di questo, e i lavori non sono terminati, che succede a questa gente? Chi mi risponde? Beh, Se vuole le rispondo. Vada, poi facciamo un giro. Oggi non conosciamo se sono intenzionali il governo Meloni a concedere una proroga ai cantieri già iniziati, e se questa proroga sarà per tutti i condomini che hanno presentato la CILAS e hanno iniziato i lavori, o per chi ha raggiunto una determinata percentuale. Ma vedi, qua il problema, secondo me, è ancora più vasto. Innanzitutto perché ci sono imprenditori che hanno assunto, hanno preso degli impegni, hanno firmato dei contratti e oggi si ritrovano esposti per milioni di euro. Quindi noi, lo Stato, invece di aiutare, e mantenendo una misura che stava aiutando, toglie e li getta nel lastrico. E questo già è incredibile. Ma in secondo luogo è anche poco serio che uno Stato, in violazione anche del principio di continuità amministrativa, cambia il governo, torna sui propri passi e butta nel nulla, getta nel nulla le proprie norme. Perché se un'impresa ha sottoscritto un contratto e ha aperto un cantiere sapendo che quel credito sarà acquistato da un altro soggetto a determinate condizioni, poi noi non possiamo prendere questa azienda e la lasciamo col cassetto fiscale pieno e le tasche vuote, perché poi ai suoi dipendenti e fornitori non è che gli dai da mangiare la norma che fa la Meloni, gli devi dare i soldi. Appunto, allora io vado, adesso rimpalliamo questa cosa proprio a lance. Ingegnere, la situazione chiaramente è preoccupante per la categoria che lei rappresenta, no? Ma io, ripeto, continuo a parlare anche dei cittadini, cioè i cittadini sono un po' preoccupati. Come funziona con questi contratti per i quali certamente bisognava terminare i lavori entro una certa data? Che cosa immagina? Allora, io le do sempre, mi piace parlare di numeri, vuoi per deviazione professionale, ma credo che quelli sono un punto di partenza fondamentale. Ci sono a rischio 95.000 interventi. Ripeto, quello che ho detto prima, su un patrimonio che ne ha bisogno, cioè non è un maquillage, si tratta di interventi che devono essere fatti naturalmente in maniera seria ed efficace. Per quanto riguarda i crediti incagliati, sempre qui parliamo di numeri, abbiamo in Italia, questa è stima del governo, 30 miliardi di crediti incagliati, in Sicilia sono poco più di 500 milioni. La questione non è seria, rischia di diventare drammatica, perché nel frattempo, e qua va detto in maniera netta, questi crediti stanno diventando quasi una moneta parallela, a rischio di essere appunto di entrare in una compravendita assolutamente non corretta, dove ci sono acquisti con percentuali da usura. Ecco perché, questo lo voglio dire, se mi permette, dottoressa, Certo, ANCE Catania, certo, insieme a Confindustria Catania, hanno firmato un protocollo per mettere in contatto aziende edili che hanno crediti incagliati con aziende che si occupano di tutt'altro, ma che ovviamente, pagando le tasse ed essendo in regola, possono acquistare a prezzi equi questi crediti e quindi rimettere nel mercato, perché vedete, ho sentito, ho letto varie interviste, è diventato un argomento, naturalmente è tornato un argomento il superbonus. Leggendo qualche intervista, qualcuno ha detto vabbè, ma le imprese edili adesso hanno il PNRR.
Il PNRR, e lì c'è l'ottimo ingegnere Bisignani, ce lo può confermare, ha bisogno prima di liquidità per intraprendere i lavori. E quindi non si può pensare di sostituire A con B. Questo problema va assolutamente risolto. Perfetto, Messina, allora io voglio una replica di Bisignani e poi su questo argomento dei crediti incagliati andiamo subito dopo la pausa con De Luca, che avrà una cosa molto importante da comunicarci, posso dire più o meno in anteprima, posso dirlo? Mi sembra giusto. Allora, intanto sentiamo la replica dell'ingegnere. Io ritengo che bisogna anche stare attenti a quella che è stata la norma precedente, la norma che è stata modificata tra l'altro in corsa, sempre lo sanno tutti gli attori che anche in precedenza la norma veniva modificata con dei correttivi man mano che andavamo avanti, ma soprattutto io direi di stare attenti su che cosa? Su questa frammistione della norma tecnica e della norma fiscale, che diciamo in Italia non è inedita, però oggi è diventata ancora più pregnante, cioè la norma fiscale va ad interferire su una norma tecnica. Perché dico attenzione? Anche su tutti quelli che sono i titoli abilitativi che oggi noi abbiamo, no? Ci sono dei termini di scadenza, ci sono per i titoli abilitativi anche delle modalità di presentazione e poi di chiusura dei cantieri, no? Noi in questi momenti, in questi giorni stiamo facendo anche delle verifiche alle cosiddette CILAS. Io ve ne dico una per tutti, no? Se la CILAS non ha avuto l'inizio dei lavori reali del cantiere e siamo sottoposti ad una azione di verifica, per esempio della Guardia di Finanza, quel cantiere praticamente potrebbe, attenzione, vedere vanificata l'opportunità del contributo, diciamo così, dell'azione fiscale. Se non ha iniziato i lavori, e noi, la CILA è una comunicazione inizio lavori, sostanzialmente, se dopo un anno ancora non ha iniziato i lavori non si può dire che la CILA avrà durata infinita. Quindi quello che vorrei dire io è sotto il profilo, io parlo sotto il profilo tecnico, per carità, tutte le modifiche che si devono fare bisogna farle, per carità, come decide la politica, però bisogna fare attenzione a tutti gli aspetti, non solo a quelli fiscali che sono importanti, ma anche agli aspetti tecnici che ne determineranno, non adesso perché ancora non ce ne stiamo accorgendo, ma ce ne potremmo accorgere fra 2 o 3 anni ai collaudi, per esempio, se qualcosa di tecnico non è andato bene, andrà a decadere l'intero beneficio fiscale perché il cantiere non è andato secondo quelle regole. L'ingegnere Messina, voglio dire, conosce bene anche la tematica e sa qual è il rigore degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, ma a volte si cade nell'errore proprio perché non c'è una chiarezza nella normativa a disposizione, perché proprio le normative si incrociano. Io voglio inquadrarla questo messaggio che arriva ai nostri telespettatori come insomma in linea un po' con quello che lei diceva a proposito di questa presentazione delle CILA e del non inizio dei lavori. E mi scrive un tecnico: la quasi totalità dei tecnici che si sono occupati del super bonus non ha percepito un centesimo. Le pratiche sono state presentate sperando che si sbloccasse la cessione dei crediti. Questa dichiarazione mi fa veramente paura. Le spiego perché. Perché nella presentazione dei titoli abilitativi, tra l'altro una legge dei 5 Stelle, quindi vedo De Luca qui, la legge 1/2019, prevedeva la autocertificazione da parte del tecnico dell'avvenuto pagamento dei corrispettivi per i tecnici. Quindi mi fa paura questa dichiarazione perché significa che all'interno dei modelli della CILA c'è una dichiarazione mendace. Io faccio finta di non aver ascoltato, quindi ingegnere Messina mi preoccupa, lei sorride, ma sta cosa mi preoccupa tanto se un tecnico dichiara sta cosa, insomma, perché significa che non si è seguita una legge, una normativa tra l'altro della regione siciliana, unica sull'intero territorio Quindi nazionale. si dichiara di avere percepito. Si dichiara di avere percepito già le spettanze al tecnico, quindi sta cosa insomma mi lascia un po' perplesso. Io ritengo che non sia così, ritengo che un'esperienza del tecnico, probabilmente uno sfogo del tecnico, io ritengo che sia uno sfogo del tecnico per alcune pratiche, però voglio dire, ecco, le regole ci stanno, bisogna seguirle tutte per avere la certezza di non perdere il contributo, la certezza di non perdere il beneficio. Allora, ci fermiamo come avevamo preannunciato, pausa brevissima e poi torniamo
torniamo dal capogruppo all'Ars del Movimento 5 Stelle per qualcosa che riguarda appunto una speranza di soluzione per il disincaglio, si può dire così? Ma insomma, dei crediti. Torniamo tra poco. Tornati in studio, parliamo di super bonus, andiamo subito da Antonio De Luca, Movimento 5 Stelle, capogruppo all'Ars, con un'anticipazione, diciamolo subito, di quella che sarà una proposta. Di che si tratta? Sì, ho depositato proprio in questi giorni una proposta di legge mutuata su un testo che già è stato approvato dalla Regione Basilicata e che non ha ricevuto rilievi di incostituzionalità da parte del MEF, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che riguarda proprio la possibilità per le partecipate regionali di acquistare i cosiddetti crediti incagliati e utilizzarli poi in compensazione per il pagamento delle imposte pretese dallo Stato nazionale. Era un tema che già avevo posto in finanziaria, devo essere sincero, avevo trovato anche condivisione anche in alcuni partiti di centrodestra di governo, bisogna essere sinceri. Purtroppo arrivò lo stop dal nazionale, dalla Meloni, che andò a tirar fuori un decreto del Consiglio dei Ministri in cui paralizzava queste operazioni da parte delle regioni, perché è un tema di vitale importanza per le imprese, anche per i professionisti, ma soprattutto per le imprese. Liberare questi cassetti fiscali, non possiamo lasciare le imprese senza liquidità, cioè è una cosa suicidaria, credetemi, cioè, in Sicilia l'edilizia è un motore fondamentale, non possiamo paralizzarlo e non possiamo farlo ripartire col consumo di suolo. Dobbiamo investire sul recupero e sulla messa in sicurezza dell'esistente. Io non posso credere però che questo non debba essere un interesse nazionale, cioè io non ci posso credere, perché, no, dico, perché qua stiamo parlando di un settore trainante dell'economia, di famiglie preoccupate, di costruttori in ambasce, di cantieri che possono rimanere come scheletri nelle nostre città, cioè stiamo parlando di una cosa davvero seria e io dico benissimo le proposte di legge, benissimo quelle che sono anche le proposte portate avanti da ANCE, sentivo poco fa, no? Per la questione dei crediti, ma non è che ci sia tutto questo tempo, cioè alla fine siamo a settembre, dicembre è alle porte, ci sono state ben 2 proroghe per le villette, per le unifamiliari, si spera in una proroga per i condomini, ma se così non fosse, il tempo per tutto questo c'è? Ma se vuole che le rispondo, per me siamo già in ampio ritardo. Sì, ma troppo. direi di sì. Direi di sì. Stiamo parlando del pane sulla tavola di centinaia di migliaia di famiglie e della salute di decine di migliaia di imprese. Allora, ingegnere Bisignani, proprio per dare una dimensione territoriale, vorrei appunto che la regia ci agevolasse il contributo di una grafica che abbiamo preparato, proprio per far vedere la situazione in termini reali di quella che poi è la città di Catania. Possiamo definirla insomma un po' un paragone che possiamo fare, la città è emblema diciamo dell'isola oppure Catania è abbastanza ben messa sul fronte della cantieristica di questo super bonus? Ma io ritengo che potrebbe essere spalmato, poi Catania è la 10ª città insomma, d'Italia come anche dimensione, potrebbe essere spalmata in proporzione per cercare di comprendere quali sono gli effetti e il dinamismo di questa misura che ogni ufficio tecnico ha dovuto diciamo così, superare. Noi stiamo vedendo quali sono i numeri delle CILAS, la cosiddetta CILA super bonus, che in precedenza non esistendo il modello tecnico della CILAS, noi la introitammo con CILA super bonus, SCIA 2, PDC, sisma bonus, ma anche piano casa, perché non dimentichiamo che il piano casa che la regione siciliana ha più volte diciamo così reinterpretato con delle proroghe, con la Corte Costituzionale è stata sostanzialmente bloccata, bocciata, rimandata indietro, e quindi noi anche tutti questi fondi che andavano anche con il super bonus sono praticamente perduti. Noi abbiamo all'incirca 813 cantieri
cantieri suddivisi, come voi vedete, per tema tra titoli abilitativi. Di questi 813 appena 65 sono state denegate perché la documentazione non è pervenuta in ordine, e di queste ce ne stanno all'incirca un 10% che sono al vaglio delle verifiche delle, chiamiamole delle forze dell'ordine, ma dei diversi enti. E la cosa importante da comprendere è che con i nostri terminali e sui nostri terminali sono stati caricati benefici per più di 1 miliardo di euro solo su Catania. Però attenzione, il nostro è un dato che è caricato rispetto a quello che è stato dichiarato all'interno dei titoli abilitativi. C'è stata grande fiducia però, no? Nei confronti di una possibilità di portare avanti il progetto del 110, che ricordiamolo comunque ha davvero i minuti contati, mettiamola su questo fronte, perché ne parlavo prima, insomma fuori diretta con l'ingegnere, almeno nella città di Catania abbiamo assistito a un fiorire, no, di cantieri anche nel centro delle città, ma immagino sia così un po' in tutta l'isola, quindi c'è stato un rilancio e una nuova fiducia, no, su questo fronte. È un dato che vi sentite di condividere? Parlo naturalmente sia con Messina. Sì, assolutamente. Cosa ha dato l'input, cioè l'impulso, cos'è stato? Ma l'impulso, allora, non dobbiamo, come dire, non possiamo nasconderci dietro un dito. L'impulso è stato la possibilità che hanno avuto i cittadini di poter cedere il credito con lo sconto in fattura, perché i bonus edilizi esistevano prima del decreto appunto di cui stiamo discutendo, ma non era possibile lo sconto in fattura. Con lo strumento di sconto in fattura c'è stata un'accelerata. Io dico addirittura probabilmente anche, se vogliamo trovare appunto una critica, anche esagerata. Io reputo che alcune persone potevano tranquillamente utilizzare i crediti per scontare le proprie tasse, ma hanno preferito lo sconto in fattura per un immediato realizzo delle opere. Ma sta di fatto che è stata quella il booster che ha mosso completamente l'economia edilizia sia della nostra città ma in generale del nostro paese. Sostanzialmente il super bonus è stato uno strumento potentissimo, ma come gli strumenti, faccio un paragone, mi permetta, con la Formula 1. Lei sa che in pista entra la macchina ma c'è una squadra di meccanici accanto. Sono strumenti potenti ma delicatissimi, che vuol dire che infatti hanno avuto ben 34 modifiche, praticamente leggevo uno al mese da quando esistono. Ora che lo strumento, devo dire, ha sistemato diciamo anche alcune criticità, lo hanno portato a binario morto. Si è portato a binario morto perché probabilmente non si crede più in questa iniziativa, ma ripeto, la potenza dello strumento sta nel fatto che si tocca la leva fiscale, e lo ripeto quello che ho detto all'inizio, così chiudo un cerchio. Se noi non utilizziamo la leva fiscale per il recupero sia sismico sia energetico del nostro patrimonio edilizio, purtroppo non possiamo fare nulla. E guardandolo in maniera anche più ampia, questo va anche ad incidere sulle politiche di rigenerazione urbana di cui tanto oggi si parla, ma per come è combinato il nostro tessuto urbano, spesso e volentieri il privato si innesta negli spazi pubblici e quindi va tutto letto in maniera organica e complessa. Allora, noi non siamo riusciti, e siamo in chiusura perché il tempo qui vola, che è una cosa incredibile, non siamo riusciti quindi a dire al nostro pubblico, lo chiedo a tutti e tre i miei ospiti, se finiranno cioè finirà il tempo a disposizione, i cantieri non saranno completati, chi deve completare questi lavori? Cosa dobbiamo rispondere? Lo posso dire io, se lo vuole. Lo dica. I committenti, cioè non si scappa. Non si scappa. Oppure rimangono bloccati i cantieri, per noi i titolari, come sta succedendo. Ma non ci sono non è un mistero, dico. No, però io dico una cosa, mi perdoni, cioè ci sono dei contratti che vengono fatti, allora questi contratti recitano che i lavori si devono ultimare entro un tot o no? certo. Beh sì, certo.
E quindi se è così, perché io committente devo pagare se i lavori non sono stati ultimati entro quella data? Dipende, perché probabilmente se è un'impresa un poco strutturata, mi auguro che sia così, avrà scritto in contratto una clausola per cui qualora Ecco, ci devono essere le clausole, appunto, ci chiaro. devono Poi essere... Io ritengo, A chiudere, ingegnere, a chiudere. Ma proprio per chiudere la questione, io ritengo che la problematica vera saranno i contenziosi, perché non si può escludere che i contenziosi non potranno prendere piede su questa attività, perché è chiaro che i cantieri hanno dei tempi precisi che non sono legati alla norma, ma sono legati proprio alla conduzione dei lavori, certo, agli imprevisti, a certe attività, e quindi quello che dicevo all'inizio, riuscire ad incrociare gli interessi edili, gli interessi della normativa tecnica con gli interessi della normativa fiscale, io dico che è stato un po', diciamo, la difficoltà sta in questo. Per questo bisogna mettere assieme i pezzi per cercare di capire realmente quali sono poi alla fine i danni maggiori, per cercare di arrivare al risultato migliore. Allora De Luca, quante chance ci sono per un rinvio di qualche mese delle scadenze sui condomini? Abbiamo già trattato, però facciamo un'ipotesi, si parla di 3 mesi, insomma è sempre più accreditata questa possibilità. Poi si deve vedere se la proroga serve per dare un contentino o se la proroga serve per essere efficaci. Certo. L'obiettivo della proroga è fare completare i cantieri, la devi dare a tutti. Dici basta che li finite. Se invece serve per dare un contentino, se ne spunteranno con solo i cantieri che sono arrivati almeno al 60%. Ora ripeto, anche qui vi sentivo prima discutere sulla data di ultimazione dei lavori. È vero che ci sono dei contratti, è vero che ci sono delle clausole, però ci dobbiamo ricordare che in Italia è possibile rescindere un contratto anche quando questo, per cause indipendenti dei contraenti, diventa eccessivamente oneroso. Ora le ditte, le aziende hanno sottoscritto questi contratti perché c'erano delle norme che gli consentivano di cedere questi benedetti crediti e quindi di trasformarli in liquidità. Non è giusto passare le colpe ai condomini e ai cittadini che hanno firmato dei contratti, ma non è che possiamo nemmeno fare impiccare gli imprenditori. Assolutamente, certo, assolutamente. Allora io devo fermare tutti, io vi ringrazio tantissimo, è stata una finestra importante in questo momento che ne presuppone secondo me altre. Ringrazio a tutti, naturalmente attendiamo, ovviamente lo dico a De Luca, notizie su questa proposta, ma naturalmente non ci mancherà di sapere l'esito di questa proposta, così come le altre iniziative sul tema. A tutti voi grazie per essere intervenuti e grazie ai nostri telespettatori. Naturalmente il nostro Focus torna domani con un altro argomento.